Benvenuti da FIBA Veneto TV, oggi siamo a Resana, alle scuole medie, per la finale Under 14 maschile tra Pallavolo Padova, Chioene Pallavolo Padova e Volley Treviso. Ancora una volta le due squadre maschili più titolate della regione si affrontano per il titolo di campione regionale. A dopo per le parole dei protagonisti. Ragazzi, questo non esiste, le mani sono bene salde, se no la palla scappa via. Tecnica di ricce, io devo essere con le braccia avanti in movimento, non posso stare fermo. Senza arrivare, aiuta me, allora vado da questo momento, sei giusto. Pallonetto dall'Anderotto che lo facciamo, o no? O no? Sono con Leonardo Renossa, allenatore del Volley Treviso, terzo titolo consecutivo in questa categoria. Non ci sono le finali nazionali che vi attendono, però era importante far giocare, fargli fare minutaggio nelle partite che contano. Questo è sicuro, è un peccato che non ci sia la finale nazionale, però sicuramente visto poi le situazioni dei 2 anni precedenti è un proseguo. Colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff di Volley Treviso ufficialmente, perché questo gruppo ha avuto delle grandi difficoltà numeriche. Fisicamente avevate sicuramente qualcosa in più, però anche tecnicamente abbiamo visto i ragazzi giocare
molto forte. Sì, è un percorso che abbiamo costruito e di questo siamo tutti contenti in società. Sono con Alberto Dosatto, allenatore della Chiojane Padova, una partita in cui gli avversari hanno vinto anche grazie a un qualcosa in più di fisico. Sì, sicuramente, ma lo sapevamo, ma noi dobbiamo guardare il percorso che abbiamo fatto e sinceramente avevamo 2 o 3 under 13 dentro e quindi penso che il percorso che abbiamo fatto da inizio anno fino adesso sia stato più che positivo. Poi ovviamente la squadra avversaria fisicamente era diversa da noi, molto fisica diciamo, e ha fatto la differenza, complimenti a loro.